I suoi quasi 100 metri fanno del campanile di San Marco uno dei più alti d'Italia. Nato come torre di avvistamento nel IX secolo, assunse l'aspetto attuale all'inizio del 1500, una storia lunghissima e inevitabilmente travagliata anche dal punto di vista architettonico. Come tutte le costruzioni verticali e complesse, soprattutto in un ambiente lagunare, quindi con un fondo molle, aveva problemi di resistenza anche nel passato. In particolare poi nel 300, nel 400 e un'altra volta nel 600 dei fulmini ne hanno danneggiato la parte sommitale, quindi è stato ricostruito. Da Galileo Galilei, che qui utilizzò il suo cannocchiale, alla celebre visita di Goethe, che da qui vide per la prima volta il mare, il campanile vanta un'aneddotica illimitata, ma la data fatale rimane quella del 14 luglio 1902. Da quello che ho potuto rilevare, insomma, anche per il campanile di San Marco era successo che molti segnali che denunciavano appunto un imminente crollo non sono stati tenuti nella debita considerazione, non si è fatto nulla e a un certo momento il campanile è crollato. Il campanile fu ricostruito come era e dov'era in 10 anni. Oggi naturalmente c'è una cura particolare nel monitoraggio del suo stato di salute. Il campanile è sotto controllo, quindi anche le voci che erano state lanciate sul suo stato di pericolo non sono assolutamente vere. Nel frattempo la corrente sta riportando sulla spiaggia del Lido i mattoni del vecchio campanile, sparsi 100 anni fa nell'Adriatico a qualche miglia dalla costa. Si tratta di materiali che ci aiuteranno a capire meglio come è stata costruita la città di Venezia. Il vecchio campanile datava circa l'anno 1000, quindi si tratta di uno dei primi edifici pubblici di Venezia che aveva un ruolo simbolico della città. Questi materiali erano stati scartati all'inizio del Novecento dopo il crollo perché si credeva che non fossero importanti, ma adesso appunto li possiamo valorizzare e studiare.